Bentornati su G-Science TV per un nuovo lunedì di condivisione di conoscenze in ambito GIS. Come per la scorsa volta ci dedichiamo alla presentazione di progetti svolti e promossi direttamente dai nostri masterizzati che hanno seguito percorsi realmente virtuosi con noi. Sto parlando del progetto del dottor Andrea Furlanetto, masterizzato lo scorso anno con il Master in G-Science e Sistemi a pilotaggio remoto. Il lavoro del dottor Furlanetto si inserisce nelle linee di ricerca e innovazione del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, che, come sappiamo, si occupa dell'esecuzione e della manutenzione di opere e impianti di bonifica e irrigazione. Ovviamente, al giorno d'oggi, questi monitoraggi e progetti di ottimizzazione dei servizi per la distribuzione delle acque in agricoltura e per la creazione di quadri conoscitivi territoriali e agricoli, in questo caso chiari e ben definiti, non possono prescindere da applicazioni GIS e di remote sensing. Ci dedichiamo quindi insieme all'ascolto del suo lavoro dal titolo Analisi multitemporale delle aree coltivate nel territorio del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Come sempre, se i nostri contenuti vi interessano, vi invito a fare subscribe qui in basso a destra. Grazie a tutti per l'ascolto e buon proseguimento. Buonasera a tutti, sono Andrea Furlanetto, ingegnere civile, strutturista, e ho seguito l'anno scorso appunto il master con indirizzo progettazione e gestione delle infrastrutture dati territoriali. Il mio progetto di master si intitola Analisi multitemporale delle aree coltivate nel territorio del Consorzio Bonifica Veneto Orientale. Il progetto, come diciamo, nasce dall'esigenza dell'ente, appunto un consorzio, che era quella di conoscere e monitorare il territorio con particolare attenzione alla distribuzione delle colture. Il progetto si articola in 10 capitoli, partendo dai fondamenti teorici del metodo di telerilevamento, fotointerpretazione e classificazione d'uso del suolo, per poi passare alla descrizione degli strumenti di acquisizione dei dati e concludere con alcuni esempi applicativi. Passo brevemente in rassegna sulla prima parte, anche se è forse la più importante, per quanto riguarda appunto i fondamenti metodologici. Per quanto concerne il telerilevamento, possiamo appunto descriverla come la disciplina che ci permette di ricavare informazioni circa la qualità qualitative e quantitative sull'ambiente circostante. Queste informazioni ovviamente devono essere studiate con adeguate tecniche, fra le quali quelle di fotointerpretazione. Mi sono avvalso in particolar modo in questo progetto del supporto del settore agrario ambientale del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Nel contempo ovviamente questi dati fotointerpretati devono essere acquisiti tramite piattaforme e sensori, che sono appunto gli strumenti, i nostri occhi, mediante i quali è possibile studiare e osservare la Terra. Tutto questo, appunto, tutte queste informazioni sono mirate sono state utilizzate per un obiettivo preciso, che era quello di generare una classificazione d'uso del suolo e quindi orientata al riconoscimento di diversi tipi di colture, che qui vedete riassunte, in un determinato periodo dell'anno. Andando poi a descrivere quelli che sono, andiamo a vedere quelli che sono i processi di lavoro. Nel mio caso, infatti, si è resa necessaria la configurazione, lo studio di un vero e proprio flusso di lavoro articolato in diverse fasi. Preliminarmente occorre infatti seguire un processo di preelaborazione delle immagini e quindi ovviamente premetto, l'immagine deve essere scaricata e provvedendo poi alla relativa correzione atmosferica. Una volta compiute l'attività di correzione atmosferica, è possibile passare alla vera e propria fase di classificazione. Nel mio caso abbiamo scelto un metodo di classificazione supervisionata, in quanto avevo bisogno di arrivare a un livello di dettaglio in termini di classificazione molto elevato. L'attività, come vedete, si può definire suddivisa in 4 fasi: quella di preelaborazione, di training, di classificazione vera e propria e di validazione.
Per questo progetto training e validazione sono state sviluppate secondo il processo fotointerpretativo, avvalendosi della disponibilità dei dati Google Earth Pro, dati gratuiti ottenuti tramite piattaforma Worldview 3, con tutti i pro e contro di questo utilizzo, nel senso che il dato Google ha un'elevatissima risoluzione, pari a circa 30 cm pixel, e nel mio caso ha rappresentato un buon match temporale con i dati Sentinel utilizzati per la classificazione. Dall'altra, ovviamente, vi è la disponibilità, una disponibilità temporale ridotta e la possibilità di analizzare questi dati solamente nelle bande del visibile. Passiamo quindi a vedere quelli che sono i vari passaggi, diciamo, di questo processo. Nella fase, diciamo, preliminare, il primo step è quello di procedere con la mosaicatura delle immagini in multibanda, per poi successivamente compiere il ritaglio. Ovviamente queste fasi di ritaglio dell'immagine e di creazione del bandset sono tutte definite come attività di cosmesi dell'immagine, cioè di preparazione dell'immagine stessa all'attività di processing vera e propria. Una volta completata quindi la fase di elaborazione preliminare, si passa alla parte, al cuore di questa attività di campionamento, che è la selezione delle cosiddette ROI, o Region of Interest, regioni di interesse. Questo è, come descriveva anche prima Angela, uno dei momenti cardine dell'attività di telerilevamento e fotointerpretazione, in quanto richiede la competenza del tecnico che esegue l'attività fotointerpretativa per selezionare accuratamente delle regioni di interesse che serviranno poi a identificare in fase di classificazione le aree di studio, nel mio caso ad esempio le aree coltivate. La fase successiva è quella di classificazione. Nel processo è la fase automatica del sistema, infatti si avvale dell'utilizzo di un algoritmo di classificazione. Nel mio caso ho scelto un algoritmo di Land Cover Signature che permette di impostare delle soglie per ogni firma spettrale associata ad un training input. Tali soglie di range spettrale sono proprie di ogni training input appartenente a una certa classe di copertura del suolo, ovviamente. L'algoritmo come lavora? Comparando le firme spettrali dei pixel dell'immagine con quella delle ROI campionate. Un pixel viene così associato a una determinata classe solo se la relativa firma spettrale è completamente contenuta nel range della suddetta classe. Una volta terminata l'attività di classificazione, si è passati alla successiva fase di validazione e di calcolo dell'errore. La verifica della correttezza del modello è stata fatta utilizzando come riferimento il dato Google e il medesimo utilizzato nella fase di training, ovviamente, e l'indice di accuratezza, detto fattore K, è calcolato a partire dai valori delle matrici diagonali di confusione. E qui vediamo uno spaccato dell'applicazione, diciamo, del caso studio. Abbiamo un primo caso studio che è stato utilizzato come test, come beta test, per verificare l'affidabilità del modello, e poi una volta rodato appunto il processo si è passati al caso studio 2 e 3. Gli ultimi due sono stati sviluppati sulla stessa estensione di territorio di circa 20.000 ettari, comprensivi di 3 comuni, a distanza di 2 anni tra loro, in modo da fornire gli elementi necessari allo sviluppo di una prima analisi diacronica multitemporale sulla variazione d'uso del suolo nel territorio consortile, in una piccola parte di territorio consortile, perché siamo appunto, parliamo di 100.000 ettari, qui ne ho trattati ovviamente soltanto 20.000. La scelta di reperire immagini temporali in questa specifica finestra, che come vedete qui va da luglio, nel periodo di luglio 2015-2017,
non è casuale, è dettata da, uno, l'impossibilità di reperire altri dati gratuiti ad alta risoluzione per le fasi di training e validazione, quindi parliamo dei dati Google, e due, per la necessità di un'analisi diacronica, come dicevo, quindi di avere un allineamento tra le fasi fenologiche delle diverse colture indagate. Passando poi, ecco, qui vediamo alcuni output di classificazione. Noterete appunto i diversi colori associati in maniera piuttosto intuitiva, ho cercato di renderli più intuitivi possibili, alle diverse colture. In violetto abbiamo i vigneti, i frutteti, in giallo in giallo e in arancione l'incolto e seminativo, e poi mais, soia di primo e di secondo raccolto e boschivo. Va specificato che le aree in rosso, mattone e in grigio che vediamo nell'immagine sono aree urbane industriali e non sono state oggetto di classificazione, sono state aggiunte a posteriori, estrapolandole dalla carta di copertura del suolo dei suoli del 2015 presente sul già portale della Regione Veneto. Questo accorgimento ha richiesto a monte un'attività ovviamente di mascheratura, quindi di preparazione, come dicevo, dell'immagine satellitare, in modo da escludere nella fase di classificazione e sovrapporle solo in un secondo momento. L'output che vediamo è stato poi validato, come dicevo, tramite il calcolo di una matrice di confusione, ed è stata riscontrata un buon indice di affidabilità, motivo per cui poi lo stesso metodo è stato applicato per il caso studio 3. Si notano anche qui le diverse colture riconosciute dal modello, le stesse per il caso studio 2, ovviamente con percentuali differenti. In alcuni casi, come i corpi d'acqua, i vigneti, i frutteti, non si è riscontrata una sensibile variazione, mentre per le classi del seminato, dell'incolto, delle colture soggette in generale alla rotazione è possibile notare degli scostamenti anche superiori al 5% tra i dati analizzati nel 2015 e nel 2017. Va segnalata, vediamo alcune campiture bianche, diciamo l'incidenza dovuta alla copertura nuvolosa, che ha richiesto una fase preliminare aggiuntiva di correzione atmosferica e di mascheratura. Qui vediamo uno degli output finali, che rappresenta anche forse uno dei punti di partenza per successive analisi o insomma, sviluppi di lavori futuri, ed è un estratto dell'analisi di variazione d'uso del suolo tra appunto 2015 e 2017, sviluppata in modo specifico sulla base del confronto fra i due casi studio precedenti, mirata alle estrazioni di statistiche sul cambiamento d'uso del suolo dei vigneti e dei frutteti. Osservando la mappa è possibile apprezzare un lieve aumento delle coltivazioni di vigneti e frutteti tra il 2015 e il 2017, pari a 1200 ettari circa. Andando alle conclusioni, è possibile affermare che il metodo, appurata nell'affidabilità, abbia dato risultati rappresentativi dell'effettiva variazione d'uso del suolo, e essendo stato appunto, avendo avuto modo di validare il dato analizzato. Occorre fare tuttavia tenere presente alcuni aspetti, diciamo. Anzitutto la scelta dell'area di studio deve essere di dimensione piuttosto ridotta, a seconda ovviamente della tipologia di analisi che viene effettuata, e la ricerca di elevata qualità dei dati della fotointerpretazione per la fotointerpretazione nelle fasi di training e validazione è importante, e quindi eventualmente nel mio caso mi sono avvalso dei dati Google, quindi più dati open source e gratuiti, ma l'ideale sarebbe appunto quello di utilizzare nella fase di training un supporto dati che magari preveda l'acquisizione di una parte di territorio o comunque di una porzione di celle a pagamento. Un problema da tenere presente è il problema che fortunatamente non mi ha investito, è stato, se non marginalmente, è stato quello della copertura nuvolosa, della copertura nuvolosa. E infatti il dato Sentinel, acquisito tramite piattaforme di tipo passivo, prevede, diciamo, è soggetto a problematiche nel caso in cui
la superficie da analizzare sia coperta. Per questo è opportuno valutare l'uso combinato di dati satellitari Sentinel-1 ricavati tramite sensori di tipo attivo e Sentinel-2. E infine un altro spunto per attività future potrebbe essere quello di pianificare l'acquisizione di immagini con una marcata maggior differenza fenologica tra le classi di colture, in modo tale da individuare magari altre tipologie di colture e riuscire a spaccare maggiormente, a ampliare, diciamo, la differenziazione del riconoscimento culturale. Questo è tutto e io vi ringrazio.